Ciao a tutti, questo è un tutorial per gli autori di Insert Coin per introdurre contenuti in un post. Prenderemo per esempio una recensione. Vedete qua il sito che stiamo facendo in WordPress, avevo ancora discorsi grafici da definire, però farò oggi la presentazione di come introdurre una recensione. Qui vedete qua c'è un slide dove si passano le ultime recensioni o quelle che consideriamo importanti, e qui a modo di blog la più nuova sopra e la più vecchia sotto. Prendiamo per esempio una recensione che abbiamo fatto su PES 2011. Ci sono tre tipi di immagini, diciamo l'immagine che la chiameremo copertina, che è questa che viene presentata qui nella home page. C'è quella che si chiama slide, la chiameremo slide, che viene inserita in automatico nello slider della home page, e quando entriamo ci sono le immagini normali. Queste. Ok, iniziamo dalla zona di amministrazione, scegliamo il nostro nome di utente, la password, entriamo. Questa è la zona di amministrazione che potete vedere quando siete dentro. Voi autori avete accesso solo agli articoli e aggiungere materiale, foto e altro materiale, come potete vedere. La maggior parte delle foto, e potete accedere al vostro profilo per modificare, in questo caso solo il colore qua della zona di amministrazione, e potete cambiare qui come volete che sia presentato il vostro nome pubblico da visualizzare. Qui se volete potete cambiare l'email, e qui in questa zona potete cambiare una nuova parte. Andiamo già agli articoli, aggiungiamo uno nuovo, vediamo gli articoli, però tenete in conto che qui ci sono solo articoli di un altro utente, pertanto noi non possiamo solo visualizzarli, come vedete, ma non si possono modificare. Andiamo direttamente a aggiungi nuovo. Questa vi presento la zona di amministrazione, dove c'è la zona del titolo, la zona di edizione, che potete vedere in due modi, visuale e HTML. Io vi consiglio di cercare, qui potete vedere una seconda riga io vi consiglio di inserire tutto in HTML. Quando avete finito sono gli ultimi passi, magari fare qualche cosa in visuale, come per esempio aggiungere del grassetto, che comunque si può fare qua anche. Vediamo una parola, se facciamo doppio clic e diciamo grassetto, vedete sono inserite le tag in automatico. Questo in visuale sarebbe fatto così. Parola in visuale con doppio clic e vedete in HTML si sono aggiunti due tag, sia il tag M che il tag strong. Abbiamo una volta visto la zona di edizione, qui a destra trovate, queste sono le categorie nelle quali abbiamo diviso tutti i nostri contenuti che possono essere inseriti nel sito. In questo caso vediamo per esempio che ci sia una recensione in qualche piattaforma del PlayStation. Queste sono zone dove se si lavora di più si può ottenere degli vantaggi SEO, che dopo vi spiegherò. Questa è una zona dell'immagine, poi inseriremo uno dei tre tipi di immagini. Andiamo avanti, è più facile vedere
Ecco qua il materiale che ci è arrivato da una recensione. Abbiamo un documento con il testo, delle immagini che inseriremo nell'articolo. Come vedete, l'unico problema di queste immagini sono di 425 pixel. L'unico problema che hanno, essendo così piccola, questa immagine non dovrebbe, se è JPG, non dovrebbe essere di 132 KB. Questo è una cosa da migliorare. Un'immagine di 400 pixel dovrebbe essere sempre sotto i 50 KB. Dopo vedremo com'è. Ecco allora il testo. Andiamo subito a scegliere e a incollarlo nella zona di edizione. Scegliamo tutto e dopo vedremo scegliamo tutto il testo, lasciamo fuori il video che dopo vedremo come inserirlo, copiamo, lo inseriamo nella zona di testo, per il momento senza nessun grassetto, senza niente, mettiamo il titolo che potrebbe essere DC Universe Online, DC Universe Online. Scegliamo la piattaforma, adesso non ricordo in che categoria dobbiamo metterla, mettiamo in PS3. Questo sarà il link definitivo. Se vedete, se lo lasciate dopo, lui si correggerà da solo, lui verrà qui nella zona di categoria, verrà inserita PS3 e qui nel nome vendrà inserito il nome di DC Universe Online. Le immagini, come vi ho detto, volevo farvi questo appunto delle immagini che non erano perfette. Vediamo qua, io ho preparato queste prime 5, le ho preparate già, come vedete, più piccole. Questa era di 128 KB e dopo una piccola lavorazione è diventata 48 KB. E vedere che abbiamo le 6 immagini qua pronte. Qui abbiamo la copertina. Quando vi dicevo, adesso vedremo le immagini, se possono inserire tutte in questa icona. Carica, inserisci questa e aggiungi immagini. Clic e selezioniamo tutte le 5, in questo caso sono 7 immagini, la copertina, tutte le immagini, facciamo clic su tutte, si caricano. Se avete problemi con questo caricatore di immagini flash, potete usare questo uploader del browser. Ci sono due modalità di WordPress, offre due modalità. Ok, va bene, una volta caricati tutte le immagini, e vediamo qual è la copertina. Visualizziamo questa, la URL del file è questa qua, che è stata inserita nella cartella uploads. Copiamo il link, lo facciamo, in questo caso salviamo tutte le modifiche e prendiamo questa URL, usciamo da questo piccolo pannello, prendiamo questa URL e la inseriamo qui in questa zona, post image and iniziamo a pubblicare l'articolo per vedere come si vede. Facciamo clic in pubblica, non dimenticando la categoria. Vediamo come viene. E ecco qua che abbiamo il titolo e la copertina
come ultimo post inserito. Facciamo un clic sopra, vediamo, è venuto come volevamo, alla parte superiore sinistra, il testo tutto di fila, ci mancano le immagini e inserire il video. Per inserire il resto delle immagini inseriremo una qui dopo il primo paragrafo e dopo voi potete fare il resto. Come si fa? Le immagini sono già state caricate sul sistema, torniamo comunque qua, cerchiamo quella che ci interessa, andiamo su galleria, cerchiamo quella che ci interessa, la numero 1, visualizza, e questa volta, come abbiamo fatto prima, in queste immagini non ci interessa che si faccia clic sopra perché stiamo inserendo le immagini in una dimensione reale, pertanto togliamo il link che fa ingrandire l'immagine, non ci interessa, la vogliamo mettere centrata con la dimensione reale, che è questa 425 pixel. Tra l'altro, come vi spiegavo prima, c'erano 3 tipi di immagini, c'era questa iniziale, c'era quella delle slide, che come vedete non è ancora configurata dal DC Universo Online, e poi ci sono le immagini normali. E in questo momento vi spiego che stiamo inserendo l'immagine normale, però il modo di configurare l'immagine di questo slide, che dopo andrà sullo slide, è fare clic qui su utilizza come immagine in evidenza. Pertanto facciamo clic su utilizza come immagine in evidenza e da questo momento questa immagine viene inserita come immagine di evidenza di questo post. Salviamo tutte le modifiche, possiamo uscire da questo finestrino, vediamo qui che l'immagine in evidenza è stata assegnata a questo post, e una cosa che non abbiamo fatto è proprio inserirla. Torniamo ancora perché ci dovrebbe essere qui un codice come questo, invece non c'è. Torniamo perché abbiamo dimenticato di inserirla, torniamo su quella foto che era la numero 1, se non ricordo male, sì, è questa, e inseriamola nell'articolo. Ricordiamo, centrata con dimensione completa, inserire nell'articolo, ecco qua, qui e qui, salviamo, aggiorniamo, tasto aggiorna sempre, andiamo sul sito, rinfreschiamo e ecco qua che abbiamo l'immagine già nello slide. Per vedere se è venuta bene nel post, entriamo sul post e vediamo che è venuta centrata. Ricordate qua, se volete le immagini centrate, se volete approfittare tutta la larghezza del spazio dei contenuti, sono 550 pixel di larghezza. Perché ci servono questi 150 pixel di larghezza? Per esempio per inserire qua il video. Abbiamo il video, qui siamo sul video di YouTube, andiamo su inserire e qui vediamo il codice che noi vorremmo con i 550 pixel di larghezza. Copiamo questo codice, lo posizioniamo dopo il primo paragrafo, incolla, e da questo momento aggiorniamo, aggiorniamo ancora questa pagina e vediamo che il video di YouTube è venuto perfettamente inserito nei 550 pixel di larghezza. Questo è tutto, se avete qualche dubbio già sapete dove trovarlo. Grazie, ciao.